Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera parliamo con il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo, che è qui con noi questa sera, perché tanti sono i temi che vi riguardano, che riguardano il mondo artigiano, alle prese, un po' come tutta la nostra economia, con i grandi rincari energetici, con la difficoltà di trovare le materie prime, con i tanti lavori legati anche ai bonus, in particolare dell'edilizia che ci sono. Insomma, luci e ombre, Presidente, visto un inverno che ci aspetta, insomma, sicuramente ricco di preoccupazioni. Allora partiamo da qua, da un bilancio generale di questo territorio. È un territorio dinamico, come lo è sempre stato, che reagisce e ha reagito in maniera decisa alla crisi prima della pandemia e ora della crisi energetica e delle materie prime. Però ci sono grandi incertezze per il futuro, che questo impedisce quella ripresa dinamica brillante che si era intravista all'inizio di quest'anno. Ci auguriamo che, complice anche il nuovo governo, che penso e spero vorrà dimostrare le proprie capacità, le proprie possibilità, si arrivi a consolidare una ripartenza che ci auguriamo tutti che sia bella e frizzante. Il mondo artigiano è composto principalmente da piccole aziende, insomma, che dipendono però in molti casi anche dalle grandi aziende che pure in questo momento si trovano in forte difficoltà. Allora questo tessuto, diciamo, più piccolo, più sotterraneo, che fa anche più fatica naturalmente a gestire imprevisti come questi, e mi riferisco in modo particolare al caro bollette, perché vi state trovando a dover pagare delle cifre che insomma sono inimmaginabili per piccole imprese. Il caro bollette è stato veramente, ha avuto degli effetti devastanti nelle nostre imprese ed è stato un fulmine a ciel sereno, perché tutti si aspettavano i rincari, tutti sapevano dei rincari, poi quando sono arrivati, vuoi per l'immediatezza dell'azione, vuoi anche per l'entità dei rincari che hanno portato a triplicare le bollette che dai 2.000 sono passate ai 6-8 mila euro, bollette che da 400 euro passano a 2.000, non parliamo delle bollette da 10.000 euro che sono passate a 40. È chiaro che tutto questo ha un effetto drammatico sulle nostre imprese. Questo si somma anche ad altri problemi che magari affronteremo dopo, che hanno riguardato le nostre attività e che hanno visto purtroppo anche il crescere del ricorso alla cassa integrazione, cosa che non vedevamo da tempo. Su questo magari anche qui la grande azienda forse ha qualche tutela in più, il piccolo artigiano con un paio di dipendenti, sì, dopo il Covid forse sono stati fatti dei passi anche lì, però insomma sicuramente non è che si può mandare in cassa integrazione due dipendenti, vuol dire non lavorare più. Sì, ma anche il motivo per cui, mentre durante il Covid era logico il ricorso alla cassa integrazione, adesso non si ricorre alla cassa integrazione per mancanza di commesse o per non essere bloccati nel lavoro. Si ricorre alla cassa integrazione per i costi energetici che impediscono di poter vendere il prodotto a un prezzo, non dico concorrenziale, ma almeno da far pari con i costi, ovvero con la carenza di materia prima. La carta ha avuto ma potete vederlo voi stessi, andate a comprare una risma di carta e vedete che la pagate il doppio esatto di quello che la pagavate 6 mesi fa. Sono cose che sconvolgono e non c'è l'abitudine nelle piccolissime imprese, l'abitudine, anche la capacità di fare previsioni di medio-lungo termine scommettendo sul costo delle materie prime, della disponibilità, eccetera. Sì, ha fatto bene a ricordare che il lavoro non manca, perché magari gli ordini ci sono, ci si ritrova anche di fronte magari ad aver fatto mesi fa dei preventivi, a dover soddisfare quelle richieste con quei preventivi e di fatto quasi a rimetterci ormai, quindi anche lì diciamo il rapporto con il cliente diventa alle volte anche difficoltoso. Certo, tutti quelli che avevano acquisito ordini, sappiamo che è possibile anche rinunciare agli ordini, però il più delle volte ci si gioca al cliente, quindi si ricorrono a una buona dose di capacità contrattuale con le buone, diciamo così, no? Verso il cliente, in modo da mantenere il rapporto, mantenere il cliente ed evitare un bagno di sangue economico per produrre quello che era stato commissionato. Questo vuol dire però che vengono azzerati tutti i margini, perché il cliente può venire incontro, ma
raramente concede di poterci anche guadagnare sopra. Purtroppo con l'inflazione che stiamo vedendo, che ormai ha già toccato il 9%, che è una cifra che insomma non si poteva immaginare qualche mese fa, forse qualche anno fa, e chiaramente anche quando si va a fare la spesa, si va dal parrucchiere al panificio, insomma ci si trova quel certo aumento e uno dice ma come costa così tanto comprare il pane? Però anche lì, anche chi fa il pane naturalmente si trova dei costi, delle materie prime che sono enormi. Sì, è una catena, il prezzo del grano sappiamo che oscillazioni ha avuto. Mi metto per un attimo, esco dai panni dell'imprenditore artigiano e mi metto nei panni anche dei nostri dipendenti. Con un'inflazione al 9%, 10%, in alcuni casi il lavoratore si ritrova di fatto ad avere uno stipendio in meno durante l'anno, altro che tredicesima. È un problema che le imprese non sono in grado di assorbire in questo momento. Tocca un altro tasto che è cruciale, insomma si dice l'inflazione aumenta, i salari non aumentano di pari passo, naturalmente dovrebbe intervenire il governo perché non è che l'imprenditore può aumentare la paga del proprio dipendente così con tutte le spese che ci sono a monte. Ecco, qui si battaglia da tempo. Adesso c'è un nuovo governo in vista, insomma come anche Confartigianato può farsi sentire nelle sedi diciamo più istituzionali. Certamente la Confartigianato Nazionale è molto attenta a questo, resta che qualcuno deve, a mio avviso, mettere in campo grandi risorse, trovare una pace fiscale anche perché molti imprenditori hanno raggiunto il momento della tempesta perfetta con i mutui che sono ripartiti, le rate, Equitalia, eccetera. Quindi ci vuole un'azione sinergica che intervenga su più fronti e questo è essenziale per mantenere attive le nostre imprese. Mantenerle attive vuol dire mantenere anche l'occupazione che danno e non è una cosa trascurabile. Purtroppo vediamo serrande abbassarsi, chiusure di attività, artigiani che magari erano arrivati anche alla soglia della pensione ma che tutto sommato continuavano ad andare avanti anche per amore verso il mestiere, che adesso decidono insomma di dire basta perché se no si lavora in perdita. Ecco, qui il settore ne risente veramente. Certo, è il cane che si morde la coda perché poi questo genera una carenza del volano. Una mancanza di consumi, la mancanza di consumi riduce la produzione, riduce il commercio, è un cane che si morde la coda, bisogna uscirne e per uscirne bisogna avere una guida autorevole che speriamo l'avevamo trovata con Draghi e inopinatamente qualcuno ha pensato di buttare quell'esperienza nel cestino dall'oggi al domani, speriamo di ritrovare una guida altrettanto autorevole e capace per uscire da queste secche. Sì, insomma, le richieste al governo sono evidenti, insomma, bisogna fare presto e bene. C'è un po' la sensazione anche che il grande entusiasmo che era arrivato anche per i fondi del PNRR, i tanti progetti che erano in piedi, tutto sommato vengono smorzati anche da questo momento, insomma, con tanti punti di domanda all'orizzonte. Sì, i punti di domanda sono troppi, forse sul PNRR avevamo deposto troppe speranze. Doveva essere un'azione importante, fortissima anche sul piano delle infrastrutture e lì invece mi pare che segni il passo. Lo vediamo senz'altro nella nostra regione dove interventi strutturali importanti, penso all'alta velocità, penso alla Cimpello-Sequal-Gemona, penso al raccordo con la Pedemontana Veneta, languono da tempo e questi sono interventi che richiedono le risorse del PNRR o qualcosa di analogo. Su questo non abbiamo visto interventi e speriamo che si ponga rimedio rapidamente. Sì, anche perché sono un po' occasioni naturalmente per dare molto lavoro, quindi non è solo l'infrastruttura che viene fatta, che poi naturalmente è sicuramente importante, però nel frattempo contribuiscono a creare lavoro, occupazione, a far girare l'economia, come si dice. Sì, un grande lavoro comporta anche grandi interventi, l'impiego di grandi risorse di manodopera e non dimentichiamoci che le infrastrutture importanti durano decine e decine di anni, se non centinaia, e che quindi vanno viste con lungimiranza. E il fatto che poi creino anche occupazione oggi sottolinea 2 volte l'importanza di questi investimenti.
Parlato di manodopera, però anche la manodopera purtroppo si fa fatica a trovare, soprattutto se qualificata. Credo che nel vostro settore artigiano, insomma, ci siano molte difficoltà da questo punto di vista. Sì, lo diciamo da tempo, poi la ripartenza dell'edilizia ha creato in tutta la catena dell'edilizia una richiesta di manodopera veramente impressionante e questo vuol dire che non c'è per l'edilizia, non c'è per i serramenti, non c'è per tutta una serie di attività legate a quelle dell'edilizia che scontano una grande carenza di manodopera. Questo vuol dire anche che però negli anni non si è investito nella formazione avendo traguardi un po' più lontani dell'immediato domani, no? C'è stata la crisi dell'edilizia dal 2008 in poi, nessuno ha posto rimedio a questo se non con il super bonus e intanto si sono perse decine, centinaia, migliaia e migliaia di aziende e altrettanti, se non di più, lavoratori dipendenti, lavoratori professionalmente capaci, quelli che non si riesce a sostituire dall'oggi al domani e questo ne vediamo le conseguenze oggi. Grazie intanto, ci fermiamo per la pubblicità, poi parliamo anche di bonus e di super bonus e delle ricadute che hanno avuto, insomma, sulla nostra economia tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo sempre in compagnia di Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone. Lo dicevamo prima della pubblicità, Pascolo, insomma, il super bonus sicuramente è stato questo grandissimo shock che è arrivato su tutto il territorio italiano. In Friuli Venezia Giulia, dati proprio recentissimi di fine settembre, vale 1 miliardo, più di 1 miliardo insomma in detrazioni fiscali e quindi, visto che un 110% anche di lavori, ecco, ci sono naturalmente anche delle ombre qui legate ai meccanismi, a delle truffe che poi si sono inserite, ecco, insomma una considerazione anche aspettando di capire quello che sarà del super bonus, visto che il nuovo governo sicuramente ci metterà mano, ecco, ha fatto più bene, più male, insomma, alla vostra categoria? 1 miliardo di bonus vuol dire forse 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2, propenderei più per 1 miliardo e 2, scusate, di opere eseguite, quindi è un gran bel risultato. Poi ci sarà stata anche qualche truffa, però per le conoscenze che ho del nostro territorio, del territorio del Friuli Venezia Giulia, non sono tali da intaccare la validità di questo strumento. Probabilmente si poteva fare meglio, si poteva fare di più, probabilmente un incentivo minore avrebbe prodotto risultati molto simili, però insomma dopo è molto facile fare le considerazioni, no? È stata veramente un'azione importante e efficace che ha sbloccato l'edilizia tutto e il comparto che poi ne è seguito. Sì. Che continua a sbloccarla. C'era stato un po' naturalmente di impasse riguardo ai crediti d'imposta, a un certo punto insomma, gli istituti finanziari avevano assorbito tutto quello che potevano, però adesso le cose insomma anche grazie a una circolare recente si sono sbloccate nuovamente. Allora su questo tema sentiamo Graziano Tilati, che è presidente regionale di Confartigianato e presidente anche di Confartigianato Utile, che fa un po' il punto insomma su queste novità. C'è una buona notizia, sono stati liberati dall'Agenzia delle Entrate ben 100 milioni di euro. Che cosa cambia? No, cambia che a seguito della circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate che fa seguito al decreto aiuti bis, diciamo sono chiarite le responsabilità dei vari attori e quindi si liberano 100 milioni di crediti che erano in pancia alle piccole imprese che avevano eseguito i lavori o con lo sconto di fattura o erano in attesa che le banche potessero renderle liquide. Quindi per l'economia della piccola e microimpresa è una boccata di ossigeno, perché questi crediti stavano mettendo in difficoltà finanziarie tutto il sistema che ruota intorno alla casa. Quindi un plauso con Confartigianato Nazionale per aver fatto un'opera di pressione sul governo e a sua volta poi abbiamo ottenuto i risultati con questa circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Però proprio praticamente, per spiegarlo ai nostri telespettatori, che cosa succede adesso?
No, succede che le banche a loro volta che avevano in pancia questi crediti possono venderle e quindi si libera la capacità di erogare o di acquisire ulteriori crediti e quindi rimette in moto un canale finanziario che si era momentaneamente interrotto. Questo dà ossigeno a tutto il comparto della casa che opera intorno alla casa e credo che diciamo, non potrà che fare bene e quindi spero che questa volta si sono chiarite anche le responsabilità nei vari passaggi dei crediti e quindi adesso la filiera non può, speriamo non si inceppi più perché ormai si è chiarito tutto ciò che doveva essere chiarito intorno alla cessione dei bonus. Tilati, questi 100 milioni come sono maturati? Sono maturati facendo lavori in questa regione, quindi vuol dire che ci sono stati 100 milioni di lavoro non solo nel 110 ma tutti nella partita dei bonus, nella riqualificazione energetica, nella riqualificazione sismica e che le imprese avevano ricevuto parte con sconto in fattura e parte avevano chiesto di cederli questi crediti, di cederli alle banche e le banche per la nota difficoltà di chiarire a chi stava in capo se ogni ulteriore cessionario, cioè ognuno che acquistava il credito dovesse rifare tutto l'iter di controllo iniziale, invece è stata chiarita che una volta fatta la pratica che osserva tutti i crismi previsti dalla legge, il terzo basta che riceva tutta la documentazione e non ha più l'obbligo di ripristinare tutto questo controllo sull'operazione. Credo che a questo punto diciamo, dovrebbe essere tracciata anche la strada per i futuri crediti, che magari con intensità diverse, ma noi crediamo che siano l'unica strada praticabile per il recupero del patrimonio edilizio, ma in particolare per rendere efficienti sotto il profilo energetico tutto il patrimonio. E a questo punto osiamo sperare che il nuovo governo lo faccia non solo per la residenza, ma lo faccia per i luoghi per le fabbriche, per i capannoni, per le botteghe, per il luogo dove si accoglie gente, perché questo sarebbe una boccata di ossigeno, una risposta all'ambiente e ai costi dell'energia. Ecco, Pascolo, insomma, come diceva Tilati, insomma, è una nuova spinta per andare, insomma, verso la fine di questo super bonus, sbloccando, insomma, questi crediti, che era la cosa fondamentale. Sì, ritengo che sia molto opportuno e mi aspetto che questo sistema dei super bonus, che ha dimostrato una grande efficacia anche nell'ammodernare il paese, nel rendere le strutture fisiche del paese più moderne, più efficaci, più ecologiche, che venga mantenuto. Bastano probabilmente degli incentivi inferiori, però sarebbe sbagliato fare uno stop perché ci rifarebbe precipitare in un blocco delle attività del settore edile, che è un settore importante, non solo perché si fanno i muri, si fanno le coibentazioni, si rifanno le pitture, i serramenti, gli impianti, si alimenta con il fotovoltaico, ma poi alla fine si accompagna sempre anche, dato che ci sono, cambio anche i mobili della sala. Anche perché ci sono dei bonus che sono proprio legati alla ristrutturazione, che danno la possibilità di cambiare i mobili, gli elettrodomestici. Ma anche per quelle parti che non sono diciamo interessate dal bonus, comunque uno si trova costretto a fare qualcosa, no? Perché non puoi avere la casa tutta bella in un angolino invece non dico sporco, bruciacchiato, ecco, no? Quindi uno ci spende qualcosa anche di più. Per questo dico, come ho detto prima, un discorso è il credito d'imposta, ma il volano che c'è stato è veramente importante. Sì, su questo poi insomma si inserisce anche una manovra della Regione, che ha messo a disposizione 100 milioni di euro per rinnovare, diciamo, o per mettere insomma negli impianti, nelle case private, gli impianti fotovoltaici e tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico, in attesa di capire poi
anche in base alle decisioni di governo come questi 100 milioni verranno modellati, ma insomma potrebbe essere un contributo che va ad affiancarsi a quelle che sono le detrazioni fiscali dello Stato. Ecco, sicuramente questo vi aiuta e va nella direzione che diceva prima di continuare a mantenere questi bonus per tenere alto insomma il settore dell'edilizia. Ecco, se vogliamo fare una piccola osservazione a questi 100 milioni che verrebbero messi in campo dalla Regione, certamente importanti, se avranno efficacia dal 2023 sarebbe bene comunque che le norme venissero definite e spiegate con precisione già da quando si pensa di rendere retroattiva la norma. Un discorso è intervenire economicamente sul bilancio del 2023, un discorso se si vogliono far partire prima i lavori e dare certezza del come verranno applicati. Purtroppo noi ci fidiamo della Regione, non abbiamo problemi particolari, però mi metto anche nei panni del cittadino che magari hanno patito qualcosa con il super bonus nei cambi in corsa, lì si potrebbe aprire un altro capitolo sull'applicazione, non sulla validità del super bonus, ma sull'applicazione delle norme e delle regole. Più chiare sono, più efficace è poi l'intervento. Siamo verso la fine della trasmissione, io approfitto di lei che è anche presidente dell'Interporto di Pordenone per capire su quel fronte come stanno andando le cose, insomma mi pare che ci sono delle novità per quanto riguarda le linee, però poi anche lì non so se la crisi energetica ha colpito in maniera pesante. Durante la pandemia c'è stato uno stop ovviamente, per ovvi motivi, uno stop dei collegamenti, un rallentamento generale, no? Devo dire che al momento attuale stiamo andando bene, abbiamo aperto pochi giorni fa una nuova linea con la Polonia e si tratta circa di 3 treni di andata e ritorno a settimana, e, insomma, vuol dire alla fine dell'anno diverse centinaia di treni in più. Passeremo dai 1500 treni anno ai 2500, forse 3000, speriamo, nell'arco dei prossimi 2 anni. È un investimento importante che la Regione ha fatto, credo che le scelte fatte da Interporto siano state quelle vincenti, ci siamo affidati a un terminalista, la UPAC SA, che sta sul pezzo, che ha i raccordi, i collegamenti necessari e quindi abbiamo sviluppato un traffico veramente importante. Sì, Pordenone insomma, sta diventando insomma, un centro insomma, strategico piuttosto notevole, insomma, se lo pensiamo solo 4-5 anni fa insomma, sono cambiate molto le cose. Sì, da 4 anni fa che praticamente era zero e siamo arrivati oggi a questi numeri, no? C'è soddisfazione, devo dire, perché siamo arrivati in silenzio, senza grandi proclami, abbiamo molta attenzione anche per l'ambiente, i cittadini si lamentano del rumore, siamo intervenuti con la mitigazione del rumore che rientra comunque entro i limiti consentiti dalla legge, ma questo non ci basta e abbiamo concordato con la Regione anche degli ulteriori interventi di abbattimento del rumore per il momento per quello che viene prodotto all'interno del terminal, quindi carico e scarico dei carri ferroviari, e poi invece su un altro versante interverrà direttamente RFI con la mitigazione del rumore generato dal passaggio dei treni di linea. Sì, anche questa insomma è una considerazione importante da fare perché chi abita lì vicino naturalmente ha diritto di stare tranquillo, ma ha diritto naturalmente all'Interporto con dei treni di fare il rumore che deve, no? Bisogna contemperare 2 esigenze, credo che debba essere il leitmotiv del futuro, sì. Contemperare esigenze di lavoro, di produzione con quelle del diritto al riposo, alla salute. E con il buon senso che insomma credo in questo inverno ci servirà parecchio. Grazie al Presidente di Confartigianato Pordenone. Dei treni di buon senso che li utilizzeremo tutti. Sì, ce ne servirebbero forse più di quelli dell'Interporto. Grazie al Presidente Silvano Pascolo. Grazie a voi e buona serata. Grazie a voi per averci seguito, finisce qui questa puntata di Screenshot, buona serata a tutti, arrivederci.